Io avrò l'esame il 29 giugno, quindi ancora mi sto preparando con calma, però sì, abbastanza tranquillamente, non troppa ansia, perché altrimenti vado a rovinare tutto quanto. La sento un po' diversa, anche perché non abbiamo gli iscritti, quindi sì, forse un po' più facile anche. Gaia e Corinne, entrambe maturande del liceo Pigafetta di Vicenza, sono serene, si studia ma in relax e niente a che vedere con le notti insonni prima degli esami. Una maturità anche quest'anno, nel Vicentino sono quasi 8.000 gli studenti coinvolti, dettata dal Covid, non solo per le misure di sicurezza a cui le scuole ormai si sono abituate, l'igienizzante è ovunque, gli accessi sono diversificati, ma per l'esame in sé. Sarà un esame semplificato e ridotto nei tempi perché è costituito da un'unica prova, un orale che tocca le varie discipline. I ragazzi quest'anno hanno avuto un credito molto più alto dalla scuola, diciamo, siamo 60 punti massimo di credito scolastico e 40 punti per l'esame, per cui si capisce che il peso dell'esame viene ridotto. Arriviamo alla fine di quest'anno stanchi ma in qualche modo sereni, rimane il suo significato simbolico e ha tanto più valore con quanta più serietà viene condotto da parte delle commissioni. Due le novità di quest'anno: educazione civica come materia curricolare che entra di diritto tra le materie dell'esame di Stato e il curriculum dello studente. Intanto è boom di iscrizioni per il nuovo anno scolastico al classico come allo scientifico. Per quest'ultimo, con le misure anti-Covid, vengono a mancare importanti spazi. Noi non siamo in condizione di garantirle in questo momento, perché abbiamo 34 classi e 29 aule utilizzabili. C'è stato il boom del liceo classico, passiamo da 3 sezioni complete, che è il nostro standard, a 4 sezioni complete. Abbiamo avuto oltre 100 iscritti al liceo classico,